questo incontro all'Onigo presso la cantina del gruppo Collis si conclude il trittico vitivinicolo 2022. Oggi parliamo di dati consuntivi della vendemmia, parliamo di mercati del vino e parliamo anche di canali di distribuzione e di altre tematiche importanti. Il mondo vitivinicolo veneto oggi è qui, in questo incontro storico, ormai storico evento di Regione Veneto, Veneto Agricoltura e Avepa. Il settore vitivinicolo è una locomotiva dell'economia veneta. Sì, anche quest'anno la Regione Veneto si conferma la prima regione in Italia e una delle più performanti in Europa, sia per quanto riguarda il quantitativo di quintali di uva prodotti, più 7% rispetto all'anno scorso, oltre 15 milioni di quintali e 12 milioni e mezzo circa di ettolitri. Quindi è ovvio che per noi è un mercato fondamentale, senza considerare l'export che quest'anno molto probabilmente supererà anche il dato di 2 miliardi e mezzo dell'anno scorso, quindi significa che per noi il mercato vitivinicolo è fondamentale, tra l'altro è un traino anche per la produzione di altri prodotti enogastronomici della nostra regione. E poi ci sono questi due sistemi, Treviso e Verona, che proprio sono sugli scudi. Sì, diciamo che in Veneto abbiamo più di 100.000 ettari a vitivinicolo. Treviso e Verona fanno la parte del leone, ovviamente Treviso si concentra più sulle uve a bacca bianca rispetto a Verona, che è più performante, diciamo, sui vini rossi, ma diciamo che all'interno di queste due macro, diciamo, corazzate abbiamo anche i sistemi di Vicenza, di Padova, che comunque hanno una grande produzione, quindi diciamo, il punto di forza di questa regione è di avere molte varietà, molte tipologie di vini che ci consentono un po' anche di esaudire i desideri dei mercati internazionali. Quest'anno è stato un anno difficile legato al tema della siccità, però devo dire che alla fine la produzione è migliorata rispetto all'anno scorso, il che significa che comunque le buone pratiche agronomiche, nonostante il periodo critico, ci hanno consentito di avere ottimi livelli sia quantitativi che qualitativi. Il vigneto veneto ha sfondato i 100.000 ettari, mi sembra un traguardo importante, no? Sì, come abbiamo appena finito di presentare, il Veneto ha superato appunto questo valore traguardo di 101.000 ettari di superficie. L'anno scorso è stato un anno in cui l'incremento è stato molto basso, sotto all'1%, quest'anno invece, come gli anni precedenti, ha superato i 1.000 ettari di incremento e ha portato appunto questo valore a 100.000 ettari. Treviso ormai rappresenta la provincia con maggior superficie, questo grazie al GRERA, al Prosecco, che ha portato appunto a questo aumento importante, e Verona, che era la prima provincia, è diventata la seconda ormai da qualche anno, ma che rimane come tale la seconda grazie alla denominazione Valpolicella, che continua a rimanere una delle denominazioni più importanti italiane. Com'è andata l'export per la Regione Veneto? Allora, l'export per la Regione Veneto è andato molto bene, seguiamo il trend che è quello nazionale e diciamo che dopo 2 anni di chiusura c'è molta voglia di convivialità, voglia di stare insieme alle altre persone, voglia di uscire, e quindi in questo senso il consumo di vino ha diciamo una parte da leone. Sono aumentate molto le esportazioni, nel 2021 si è registrato un più 12% rispetto al 2020 con 2 miliardi e mezzo di euro. I segnali per il 2022? I segnali per il 2022 sono altrettanto buoni. Già nel primo trimestre del 2022 siamo a un più 16% rispetto al terzo trimestre del 2021. Questo ci lascia ben sperare in termini di fatturato da export a fine anno. In quali mercati va a finire il vino veneto? Il vino veneto va a finire principalmente nel mercato statunitense, che rappresenta, diciamo, la più grossa fetta del nostro mercato di esportazione, Gran Bretagna, ma anche Canada, Svizzera e
diciamo che le prime 5 nazioni rappresentano il 60% dell'export complessivo veneto. E quanto vale complessivamente l'export del vino veneto? 2,5 miliardi di euro, questo dato nel 2021, previsioni per il 2022 ci azzardiamo a dire che secondo noi ci avvicineremo ai 3 miliardi di euro perché il terzo trimestre con le festività, con appunto questa ritrovata voglia di uscire ci fa ben sperare in un ulteriore incremento, quindi un altro record per la nostra regione. Nel Veneto quest'anno sono stati prodotti 12,5 milioni di ettolitri di vino, adesso bisogna venderlo? Sì, certo, bisogna venderlo così come si è fatto nelle altre annate, così come gli operatori del Veneto hanno dimostrato di saperlo fare. Per quello che riguarda il nostro gruppo continueremo con quella che è l'esportazione del prodotto, perché come sapete il gruppo Collis ha nelle proprie partecipate la piattaforma attraverso la quale riesce a commercializzare i propri prodotti nel mondo. Potenzieremo queste nostre strutture, cercheremo anche nel limite di quanto riusciremo a fare ad organizzarci sempre di più nei mercati internazionali, perché così come è stato nel passato il prodotto del Veneto potrà trovare sempre maggior soddisfazione quanta maggiore sarà la capacità che avremo di andare a conquistare, passatemi questi termini, nuovi mercati. Per fare questo c'è la necessità di avere un'organizzazione sempre più strutturata, sempre più coordinata e sempre più forte, e quindi tutte quelle iniziative che il gruppo da anni aveva già avviato cercherà di metterle sempre più a sistema perché si riesca a realizzare questo obiettivo con sempre maggior forza. Per rimanere sul mercato, come sono cambiate le strategie negli ultimi anni? Ma diciamo che c'è sempre una crescente e maggiore attenzione rispetto a quella che è un'esigenza, parlo del consumatore ma di tutti noi che viviamo in questo mondo, quindi l'attenzione rispetto all'ambiente, rispetto quindi a tutti i concetti di sostenibilità, per sostenibilità a 360 gradi, quindi dalla sostenibilità in azienda per quanto riguarda gli aspetti produttivi, consumi energetici, consumi dell'acqua, utilizzo di determinati prodotti, a quella in azienda agricola, quindi con la riduzione dell'impiego dei mezzi chimici, dai fertilizzanti ai fitofarmaci, quindi un'attenzione globale all'ambiente e un'attenzione rispetto a quelli che sono anche i nuovi gusti, le necessità dei nuovi consumatori, l'attenzione verso queste esigenze di un pubblico anche nuovo, di un pubblico giovane, di un consumatore che si avvicina anche al mondo del vino in modo sempre più preparato, sempre più attento, sempre più anche con la voglia di conoscere cosa sta non solo bevendo ma soprattutto degustando. I mercati consolidati già li conosciamo, Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna. Quali sono i mercati nuovi? Ma ci sono sicuramente il mondo asiatico, che è uno dei mercati che si sta aprendo, nonostante molte volte lo vediamo come una grandissima potenzialità e poi i numeri magari fanno un po' fatica ad arrivare. Sicuramente i mercati dell'est, nonostante quella frenata che c'è stata in questo momento legata alle turbulenze dovute alla guerra tra la Russia e l'Ucraina, ma è un altro mercato che si stava aprendo in maniera molto forte. Forse si stanno un po' riducendo i mercati europei, e quando parliamo degli Stati Uniti parliamo chiaramente di un grande paese, ma all'interno degli Stati Uniti ci sono poi una serie di stati e quindi anche lì ci sono stati dove si può sviluppare ancora molto di più rispetto a quando non si è fatto fino ad oggi, quindi ci sono veramente delle grandissime potenzialità ancora per il nostro prodotto. Certo, dobbiamo confrontarci con molti altri produttori al mondo e quindi non c'è nulla di facile, bisogna essere lì, bisogna essere presenti, bisogna essere anche in grado di essere competitivi ed organizzati per affrontare questi mercati.